Cari amici di Viaggiando con l'Arte, la rubrica 360 gradi che vi porta nel territorio del Basso Feltrino e Alto Trevigiano è a Valdobbiadene. Siamo all'Arte Laguna Prize, una mostra itinerante. Siamo in compagnia di Alessandra Lazzarini, che è la responsabile di comunicazione. Alessandra, ben ritrovati, grazie mille dell'invito. Che dire, raccontaci un attimino come si svolge questa bellissima mostra itinerante nella terra dell'UNESCO del Prosecco. Sì, e oggi inauguriamo la mostra Spazi Visioni Intrecciate curata da Arte Laguna Prize. Si tratta di una mostra di 45 opere d'arte internazionali che sono già state ospiti presso l'Arsenale di Venezia ed è una selezione delle opere più interessanti, che hanno una visione su un tema che abbiamo scelto io e altre due colleghe della parte della direzione artistica, Sara Tortato e Marta Fogagnolo. Parla di spazio, una visione però dello spazio che secondo varie prospettive, quindi lo spazio ambientale, uno spazio onirico, lo spazio interiore, ma quello che vogliamo trasmettere soprattutto è una libera interpretazione, quindi il nostro obiettivo è quello di dare una lettura allo spettatore, ma è poi lo spettatore stesso a poter leggere quello che raccontano queste opere d'arte, perché alla fine l'arte contemporanea è questo. Anche la Regione Veneto qui a Valdobbiadene per festeggiare l'UNESCO con questa bellissima mostra che apre le porte al mondo. Beh, un'occasione straordinaria, la Regione Veneto non poteva far mancare il proprio sostegno e la propria vicinanza. Abbiamo fatto un grande investimento in questo territorio, patrimonio mondiale dell'umanità, queste colline meravigliose che raccontano storia, cultura, identità, paesaggio, eccellenze produttive, e quindi per noi anche le iniziative culturali e soprattutto le iniziative culturali possono dare a questo territorio un valore aggiunto in termini di attrattività e in termini di crescita. Siamo certi che questa iniziativa, volta anche a dare uno sguardo sui temi dell'arte contemporanea, qualifichi l'offerta di Valdobbiadene e delle colline del Prosecco. Ma è una mostra assolutamente da non perdere, perché per la prima volta l'arte contemporanea arriva nelle colline del Prosecco, quindi noi vogliamo portare in questo territorio e offrire ai visitatori che sono qui, ai tanti turisti, anche al Giro d'Italia che passerà poi la prossima settimana, l'occasione di entrare in contatto con opere internazionali che avrebbero potuto vedere a Venezia, ma noi abbiamo voluto portarle qui. Arte Laguna Prize nasce da un'idea appunto di Laura Gallone e Beatrice Susa, proprio con questo intento di portare l'arte tra la gente. Direi proprio di sì, questa volta per la prima volta l'ex opificio di Villa dei Cedri apre le porte ad una mostra di arte contemporanea. Per la prima volta a Valdobbiadene abbiamo 45 artisti internazionali. Fino ad oggi l'amministrazione comunale si è concentrata nel valorizzare le iniziative locali, i personaggi storici locali. Abbiamo tuttavia la consapevolezza che con il riconoscimento a patrimonio UNESCO, del quale appunto Valdobbiadene fa anche parte, il territorio di Valdobbiadene fa parte, ci sia la necessità di comunicare oltre i confini, andare oltre. Ecco allora che una mostra di questo tipo può essere un'ottima occasione, perché appunto abbiamo 45 artisti internazionali in esposizione. Con la Consulta per la Cultura abbiamo senza ombra di dubbio la volontà di poter fare delle iniziative che vadano a coinvolgere le strutture ricettive del territorio, affinché il turista sia consapevole dell'offerta culturale che può proporre il paese, e anche con le associazioni culturali del luogo, per far sì che si crei un vero e proprio dialogo tra locale e globale.
e noi lo diciamo sempre che dobbiamo cercare di valorizzare quelli che sono i nostri patrimoni sia culturali che artistici, perché in questo caso le colline non sono soltanto paesaggio, sono anche cultura e arte, e questa occasione secondo me è anche molto bella perché ci permette di creare un po' un fil rouge tra Venezia, dove questa mostra era esposta appunto all'Arsenale Nord, e le colline del Prosecco, quindi due dei siti UNESCO più importanti che abbiamo in Regione Veneto. Si può dire alla fine che il compito del comitato che tu presiedi è quello di trasmettere al pubblico del turismo internazionale che Valdobbiadene, Conegliano Valdobbiadene, non è solo Prosecco, ma è un insieme di cultura, arte, cibo e quant'altro che deve essere visitato. Non solo si può, si deve dire, perché ripeto non è solo il paesaggio, è molto di più, sono tradizioni, tradizioni non soltanto rurali ma anche tradizioni artistiche e culturali, e questa villa dove noi siamo è una dimostrazione, quindi assolutamente, ed è la ragione per cui riteniamo fondamentale proprio avvicinare sempre di più il pubblico anche a questo tipo di cultura, perché è fondamentale, perché fa parte della nostra storia come veneti. La mostra sarà aperta fino al 15 di agosto, è aperta tutti i weekend, venerdì, sabato e domenica. Vi invito poi a visitare il sito di artelagunaprize.com per vedere tutti gli orari. Alessandra, noi ti ringraziamo. Come avete visto, Viaggiando con l'arte, la rubrica 360 gradi che porta tutto quello che riguarda l'arte nel territorio del Basso Feltrino e dell'Alto Trevigiano, questa volta ha fatto veramente centro, perché dentro nella mostra a 360 gradi, dalla cultura alla pittura all'arte visiva, c'è veramente di tutto, e io e Alessandra vi invitiamo a vedere questa mostra.